Questa mattina ha preso la parola il vice sindaco di Venezia, Andrea Tomaello, per presentare la candidata per le prossime elezioni parlamentari del 25 settembre per il centrodestra unito, Giorgia Andreuzza, della Lega, ai sindaci di Chioggia, Cavarzere e Cona, la parte bassa del territorio veneziano che negli ultimi anni alla Lega ha dato molte soddisfazioni. Parlamentare uscente, candidata per il collegio uninominale Veneto 1 per la coalizione Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Coraggio Italia, oggi Andreuzza si è presentata a Chioggia al Mosella Suite Hotel davanti a una platea di elettori appoggiata dalla sezione della Lega di Chioggia, che ha organizzato questo momento di incontro dal consigliere regionale Dolfin, da Marco Grandi della sezione di Cavarzere, oltre che dal segretario della Lega Gaetano Doria. La grande forza della Lega è riuscire a fare squadra quando è necessario, ha detto Tomaello, e finora è sempre stato così, soprattutto a Chioggia. Ora i collegi sono molto ampi ed essendo stati ridotti il numero dei parlamentari, l'impegno dei candidati diventa maggiore. Questo non impedisce che ci sia da parte loro la massima attenzione per i problemi dei territori. E quest'oggi l'Andreuzza è venuta a fare a Chioggia, ad ascoltare i problemi dei vari territori e farne tesoro, perché nel caso in cui venisse eletta sarà compito suo confrontarsi con il mondo politico romano al fine di trovare soluzioni. E lo ha detto chiaro Tomaello, ricordando che sì, ora sono ad ascoltare le istanze dei territori e delle categorie, ma di questo ci si deve ricordare nel post elezioni, quando la presenza e l'interesse del parlamentare eletto deve rimanere costante, affermando che gran parte dei problemi del territorio vengono proprio da Roma. Avere un rappresentante del territorio a Roma in grado di portare avanti queste battaglie è sicuramente importante. La filiera è un tasto importante nella parte sud della provincia e questo è dimostrato dagli amministratori oggi al tavolo con la candidata. Il sindaco di Cona, Alessandro Agi, ha ricordato l'importanza della Lega sulla vicenda che ha interessato l'ex base dell'aeronautica, gestita da cooperative che agirono ai fini di lucro ai danni degli immigrati che venivano ospitati. Area Trazione Lega l'ha definita Munari, sindaco di Cavarzere, che ha sottolineato che ci sarà solo lei, l'Andreuzza, a cui rivolgersi per i problemi del territorio, colmando questo incarico di responsabilità, anticipando uno dei problemi per i quali sarà interpellata, il caro energia. Questo rischia di mandare in default molte amministrazioni comunali. Molte le problematiche riguardanti Chioggia ricordate dal sindaco Armelao, dando la priorità alla sicurezza e alla barriera anti-intrusione per il Cuneo Salino, e poi la Bolkestein, la necessità di strade perché la città possa continuare a svilupparsi, e la partita del polo ittico che, se considerato opera strategica nazionale, potrebbe far arrivare fondi per la sua realizzazione. Per tutte queste problematiche il sindaco Armelao è pronto a tirare la giacchetta da Andreuzza già dal giorno successivo all'insediamento. L'onorevole Giorgia Andreuzza, dopo aver ringraziato il suo partito, la Lega, per la fiducia nuovamente riposta in lei, ha riassunto come un concentrato di tantissime esperienze questi anni di legislatura. Il carico d'impegno alle condizioni attuali sarà certamente maggiore, ma si sente su una botte di ferro affiancata con me dai rappresentanti locali, con i quali si augura di avere uno scambio fruttuoso. Si sente adottata da Chioggia per il lavoro fatto in passato, soprattutto con alcune categorie che hanno fatto segnalazioni adeguate su alcuni problemi, aiutando a risolverli. Andreuzza ha poi raccontato i suoi impegni maggiori, alcuni di quelli da cui ha ottenuto risultati positivi con soddisfazione delle categorie coinvolte. Le promesse che farà in campagna elettorale sono solo quelle che avranno i presupposti per essere risolte. Roma può essere lontanissima se il parlamentare non si fa mai vedere sul territorio, ma questa prerogativa, ha detto, non è nel DNA della Lega. Tirateci pure per la giacchetta, ha risposto agli amministratori, siamo lì per essere utili ed esserlo è la più grande soddisfazione per un parlamentare. E ha concluso, questa è un'occasione unica per avere il centrodestra al governo e nel programma del centrodestra c'è l'autonomia regionale. Con il risultato del referendum fatto a suo tempo si è potuto fare un passo avanti e parlare di autonomia, proporla. Ora sono più regioni a richiederla, ma per poter fare il percorso verso questa autonomia si deve essere al governo e per esserci bisogna avere i voti. Questo, ha ribadito, è uno dei motivi che dovrebbero spingere i veneti ad andare a votare. Se vuoi essere raggiunto dalle nostre news, seguici su WhatsApp. Aggiungi in rubrica il numero 329 695 7138 e chiedi di restare informato, oppure su Telegram cerca Azzurra Network News. Siamo con Alessandro Agio per Chioggia Azzurra, sindaco di Cona. Adesso parliamo un attimo di West Nile. Che politica avete scelto o siete stati obbligati a scegliere a Cona per debellare questo nuovo virus? Esatto. Nuovo, insomma. Obbligati ancora no,
Oggi c'è stata adesso una conferenza straordinaria con l'ULSS in cui hanno diviso il Veneto in territori bianchi, gialli, arancioni e rossi. Conaca e Varzare sono territori gialli, quindi ci dovrà essere una supervisione del territorio. Non dovranno esserci ancora interventi straordinari, quello sarà sulle zone arancione o rosse. Noi abbiamo fatto una consegna delle pastiglie larvicide gratuitamente ai cittadini di Cona. C'è stata una grande richiesta, erano finite, abbiamo fatto un secondo ricarico e adesso in sabato, cioè domani, alla sede della protezione civile verranno ancora consegnate ulteriori pastiglie per le famiglie che non hanno preso il primo turno. Quindi solite accortezze, mettere le pastiglie nei sottovasi, nelle acque stagnanti, usare Autan, diceva l'ULSS diceva che l'arma migliore è È l'Autan, è repellente, sì. repellente, e fare attenzione. Gli interventi straordinari vengono in caso di cluster, e cluster vuol dire quando ci sono 2 casi di pazienti con West Nile nell'arco di 15 giorni in un cerchio di 2 km. Quindi ad esempio a Konna so che ci sono successi 2 casi ma erano più distanti di 2 km, quindi non è considerato cluster. Purtroppo un altro episodio preoccupante, come abbiamo detto questa mattina con la diretta, abbiamo saputo che al Clodì, alla gioielleria che c'è, l'oreficeria, c'è stata una spaccata di notte attorno alle 2, 2 e mezza della notte in pratica, appunto alla Buia Spirit come potete vedere dalle immagini, e questa mattina siamo andati, erano già per quanto riguarda diciamo la riparazione, e è un altro evento preoccupante perché ricorderete che circa una settimana fa c'è stato un altro fatto del genere, anche, ancora più, diciamo, più importante perché all'Eurospar praticamente durante la notte con 2 macchine hanno cercato di rubare la cassaforte, trascinarla facendo un sacco di danni, quindi una cosa problematica. Purtroppo c'è un altro elemento di inquietudine, è il fatto che a Cabianca, questa è una ripresa aereo di archivio di repertorio che avevamo di Cabianca, ma nella zona qui di Cabianca che ormai è diventata diciamo la parte dietro, quella che va praticamente verso la discarica Carossa praticamente, e non è la prima volta che viene utilizzata per quanto riguarda lasciare lì le auto e bruciarle. Infatti non sappiamo se gli elementi sono collegati, l'evento è collegato, ma c'è stata ritrovata un'altra auto completamente bruciata. Ovviamente non possiamo sapere se è collegata alla spaccata di questa notte del Clodì, ma insomma sarebbe una coincidenza che Fatalità questa notte hanno fatto la spaccata al Clodì e contemporaneamente per quanto riguarda il ritrovamento di quest'auto ci sembra una coincidenza. Beh, sapremo in seguito eventualmente se gli eventi sono collegati. Non è la prima volta, dicevamo appunto, che vengono portate le auto a Cabianca e bruciate, questa è un'altra ripresa di repertorio, un'altra auto era stata appunto portata là e bruciata, abbandonata, anche quella volta si trattava di un furto. Questa mattina un 83enne, un artigiano in pensione molto conosciuto, particolarmente ben voluto per i suoi numerosi impegni di attivismo civile, alla guida del suo fuoristrada a causa di un mancamento ha perso il controllo del mezzo, un SUV di grosse dimensioni che ha finito la sua corsa volando sopra un'auto parcheggiata nelle vicinanze della farmacia La Navicella.
Ho visto tutto nero, avrebbe dichiarato l'anziano alle prime persone accorse per assisterlo. Fortunatamente, a parte i danni ai mezzi, nessuno si è fatto male. L'uomo è stato preso in cura dai sanitari del SUEM 118 ed è stato portato al pronto soccorso dove è stato trattenuto per un accertamento cardiologico. Come accennato, si tratta di una persona molto stimata. In tanti hanno contattato Chioggia Azzurra per avere rassicurazioni sul suo stato di salute. Ci permettiamo, facendo i debiti scongiuri, che il nostro amico sta bene e non è nulla di grave. Purtroppo l'età avanza per tutti e qualche volta la salute può fare qualche dispetto. Allora, siamo alla CAM, questa che vedete, questa bestia che vedete è una aragosta da 3 kg, questo solo per mostrarvi una parte della, diciamo, della commercializzazione che c'è da CAM, che praticamente è il primo in Italia sia come quantità sia come qualità. Ci sono tantissime varietà di crostacei da tutte le parti del mondo, quindi quando noi vi mostriamo lo spot, quello del negozio, della vetrina, la vetrina è solo una piccola parte, diciamo, del fatturato qui della CAM, che è una delle, diciamo, delle aziende del pesce più grande, non solo di Chioggia, ma praticamente dell'intero territorio nazionale.